E abbiamo dunque visto la deposizione della corona d'alloro, ma ridiamo la linea comunque a Filippo Fois. Riprendiamo il collegamento dal Tempio Ossario, vedete già inquadrata al mio fianco l'assessore regionale Elena Donazzan, è stata appena deposta una corona d'alloro ed è stato anche firmato l'atto che ha sancito la nascita del comitato Riapriamo il Tempio Ossario. Vogliamo spiegare ancora una volta, assessore, perché è importante riaprire il Tempio Ossario? Perché qui riposano 5.405 caduti, hanno nome e cognome, sono i nostri figli d'Italia che sono chiusi lì e noi non possiamo pregare. E io credo che una città come Bassano, ma si è vista tanta adesione veramente morale, materiale, perché questo giardino di fiori ne è un sintomo, no, di quanto si voglia riaprire questo Tempio Ossario. Ha visto la presenza della parte istituzionale, associazioni combattentistiche d'arma, il mondo dell'economia e del lavoro, tutti coloro che amano questo nostro senso di amor di patria. Noi dobbiamo riaprirlo questo Tempio. Nel corso del collegamento, tra l'altro, infatti abbiamo detto tutte le associazioni di categoria, associazioni combattentistiche oppure ancora l'associazionismo come il FA, il Fondo per l'Ambiente, che partecipa, però io vorrei sottolineare anche la presenza dei bassanesi che oggi si sono fatti vedere. È questo che ha colpito me arrivando, guardando da lontano il Tempio Ossario si vedeva già la macchia di colore, ma come in adunata nazionale a Pordenone mi sono trovata a fianco di un gruppo di Torino, il gruppo di una sezione torinese, che mi dicevano no, ma noi vogliamo venire nel Tempio Ossario, sappiamo cosa state facendo, perché non è dei bassanesi, ma non è solo dei bassanesi, di tutta Italia, di tutti gli italiani, e soprattutto perché Bassano avrà un ruolo importante nelle commemorazioni per il centenario della Grande Guerra. Noi qui dobbiamo tornare a pregare. Donazzan, parliamo anche del comitato che è sorto oggi ufficialmente, anche se di fatto i lavori erano già cominciati da qualche settimana. Come si muoverà adesso? Ma noi siamo stati abbastanza veloci perché l'adesione è stata, insomma, qui abbiamo il presidente dei combattenti eredici, l'associazione del Fante, ma siamo stati subito immediatamente operativi e quindi abbiamo fatto le prime riunioni per dire che cosa dovevamo fare. Il primo obiettivo è riaprire il nostro Tempio Ossario. In regione hanno dato a me questo incarico perché sono in qualche modo la carica più alta istituzionale. In regione abbiamo dei finanziamenti dedicati ai monumenti della Grande Guerra. Bassano del Grappa deve avere la priorità, il Tempio Ossario deve avere la priorità su questo, e poi nell'obiettivo futuro sarà quello di costituire una fondazione, perché una fondazione ha il senso, ecco, anche della continuità e del fatto che ciascuno si prenda cura, non vogliamo più lasciare solo il nostro Tempio Ossario. Rete Veneta aveva sposato la causa del Tempio Ossario, direi da subito, non è bello incensarsi, però No, è vero che volevo dirlo io. Volevo dirle anche un'altra cosa, che in questi giorni abbiamo assistito in regione a delle presentazioni di mozione che arrivavano sia dall'opposizione che dalla maggioranza per la riapertura del Tempio Ossario, per cui è un'azione che va al di là degli schieramenti politici e che non deve essere strumentalizzata. Guardate, questi fiori sono merito vostro, l'avrei detto alla fine, perché è il ringraziamento che io faccio a nome del comitato. Se noi siamo stati qui con tanta gente, tante persone, perché hanno guardato i telegiornali, e nel telegiornale invece che parlare solo di cronaca nera si è detto facciamo qualcosa noi cittadini italiani per il nostro Tempio Ossario. L'avete fatto voi, senza il vostro megafono, senza la vostra voce noi non saremmo stati qui in così tanti, quindi grazie veramente a Rete Veneta perché ci avete dato veramente una gran mano, abbiamo dato una mano ai nostri caduti del Tempio Ossario per non essere dimenticati. Per ora restituiamo la linea allo studio, però ci sentiremo presto perché naturalmente seguiremo passo a passo l'evoluzione di questa vicenda, sperando che si possa risolvere in tempi brevi, naturalmente. Grazie. Grazie a voi e linea allo studio. Grazie Filippo. E oggi siamo andati in piazza per